Allora, buonasera. Il professor Giulio Manuzio, che ha insegnato in tutta la sua vita universitaria fisica nucleare, si è occupato di acceleratori, di antimateria, di fisica del sole, quindi ha insomma insegnato per 50 anni queste discipline all'università. Però come noi dell'Accademia sappiamo, forse non soltanto noi, è anche un artista cui noi dobbiamo molto perché ha adornato le troppo bianche pareti di questi locali, dandoci proprio la gioia del colore e dell'incontro con queste sue creazioni. Questa sera ci parla di un argomento non di fisica, appunto, intitolato Le stampe di Hiroshige, un uomo dell'Oriente. Si tratta di parlare di un artista giapponese che è vissuto nel periodo Edo o Tokugawa, perché Edo era così chiamato Tokyo, e tenendo conto che le stampe giapponesi sono, come egli scrive, scoperte dall'Occidente quando c'è un impatto non positivo con gli Stati Uniti, allorché il Commodoro Perry nel 1854 si presentò al Giappone e disse in poche parole: fra un anno ripasserò, vi parlo a nome del Presidente degli Stati Uniti, o voi aprite i vostri confini o noi vi bombarderemo. E a partire da quel momento sono iniziate quelle che gli Stati Uniti, che i giapponesi definiscono i trattati ineguali. Prima di allora c'era, se ho ben capito, in realtà una società molto più chiusa, ma non per questo meno creativa e con delle presenze artistiche di grande livello. Una di queste è proprio quella di Hiroshige, di cui parlerà Giulio Manuzio. Grazie. Grazie Stella, va bene. Adesso mi fate fare 5 minuti di cinema su un argomento, diciamo, banale. Quando è nata l'idea di questa conferenza, io avevo indicato un titolo e il titolo era Un uomo dell'Oriente, Hiroshige e le sue stampe. Adesso, per motivi immagino assolutamente banali, il titolo è diventato Le stampe di Hiroshige, un uomo dell'Oriente. Voi direte, ah, se non è zuppa è pan bagnato, quindi più o meno ci siamo. Ma non è esattamente la stessa cosa, perché se io dico le stampe di Dürer, un uomo del Medioevo, vuol dire che parlerò delle stampe e terrò conto del fatto che è un uomo del Medioevo. Ma se io dico un uomo del Medioevo, Dürer e le sue stampe, vuol dire che soprattutto io voglio parlare del Medioevo in qualche modo. Il titolo, come immagino, è stato girato in maniera del tutto casuale, ma mi divertirebbe veramente tantissimo se un amico, perché a questo punto parlo di un amico, avesse pensato, aspetta, questo è un fisico che per più di 50 anni ha fatto il fisico, se mi dà un titolo di fisica io non lo cambio. Mi dà un titolo che riguarda le stampe. È vero che questo da un po' di anni se la tira dicendo che si occupa d'arte, eccetera, eccetera, ma un uomo dell'Oriente vuol dire che vuol parlare dell'Oriente, vuol mettersi a fare l'orientalista. Ragazzi, sappiamo tutti che di orientalista lui proprio non ne sa assolutamente più di tanto. Non sarà per caso che con un po' di demenza senile si è messo in testa di essere un tuttologo. Dico che sto facendo cinema, quindi prendetela come cinema.
E però invece io vorrei veramente entrare un po' a fare un minimo di orientalismo. Quali giustificazioni ho per farlo? Ecco, lo dico perché così si capisce il senso di quello che voglio fare. Diciamo, io sono cresciuto in un paese dove l'arte si respirava, era un centro internazionale d'arte e io di arte, diciamo, me ne sono in qualche modo occupato a lato del mio mestiere a partire, diciamo, da 15 anni o giù di lì. E mi ha sempre incuriosito nella storia dell'arte questo fenomeno del giapponismo. La nostra grande conduttrice della parte di lettere, Stella, ha citato il fatto che il Giappone è stato a lungo isolato. Se cercate in internet c'è un bellissimo pezzo, basta cercare Barbero, lo storico, quello bravo, che racconta bene le cose, storia del Giappone o qualcosa di questo genere. C'è un bellissimo pezzo dove lui racconta come intorno al 1630 erano arrivati lì un po' di portoghesi, hanno cacciato fuori tutti, si sono rinchiusi finché, come lei raccontava, non sono arrivati gli americani con una flotta gigantesca, cannoni, soldati, che sono andati dall'imperatore e gli hanno detto o ti apri al commercio internazionale, che a noi soprattutto in questo momento interessate voi come produttori di olio di balena, oppure vi facciamo aprire con la forza al commercio internazionale. È crollata la dinastia dei Tokugawa e l'Occidente ha scoperto il Giappone. Ha scoperto il Giappone e diciamo ci sono state tante manifestazioni diverse, ma direi che le cose più interessanti che sono venute dal Giappone sono le ceramiche, i vasi giapponesi, ce n'è tantissimi in giro, e le stampe giapponesi. Ora, queste stampe hanno prodotto una grandissima impressione. È un fenomeno un po' simile, ma più importante di quello che c'è stato un po' di anni dopo con la scoperta dell'arte dell'Africa, gli idoli e tutte queste cose, dove di nuovo l'arte europea è stata influenzata. Le Demoiselles d'Avignon è figlia diretta dell'entusiasmo di Picasso per le sculture in legno africane. Ma diciamo quello che diciamo nel caso del Giappone è stato impressionante è che tutti gli impressionisti di fatto ne sono stati influenzati. Van Gogh ha cominciato a dipingere alla giapponese, a copiare addirittura. Monet si è fatto il giardino col ponte, eccetera. E zitto, zitto, credo che poi quello che ne ha capito di più è quel grande fiutatore del nuovo, del futuro, che è stato Cézanne. Le sue Sainte Victoire, i suoi Grand Pain, sono sicuramente cose che di lì arrivano. E poi sicuramente in qualche modo l'Art Nouveau deve un bel tributo alle stampe giapponesi, non c'è dubbio. Allora, mi ha sempre molto interessato capire, ma perché questo entusiasmo? Da dove arriva? Cosa c'è in queste stampe che ti impressiona così tanto? Lì ne avete una, sono stampe bellissime, ti catturano in qualche modo. E diciamo, questo interesse che io avevo
si sono sommati un po' di fatti occasionali. Uno, mi è capitato di vedere un'enorme mostra bellissima con centinaia di pezzi di Hiroshige, ed è il motivo per cui ne parlo adesso, invece di parlare del più celebre Hokusai, ma Hokusai è solo uno dei tanti. Poi per qualche stereotipo che va di moda si parla di Hokusai, si parla dell'onda di Hokusai e di poco altro, mediamente. Diciamo, questo è un fatto occasionale. Il secondo fatto occasionale, e poi ho finito questa lunga introduzione e me ne scuso, è che nel 2009, volendo imparare un po' di disegno, sono andato all'Accademia Ligustica e ho detto vorrei iscrivermi a un corso di disegno. E la segretaria mi ha detto quest'anno il corso di disegno non c'è. Se vuole, c'è il vecchio corso di incisione. E io ho detto, boh, per un anno proviamo. E poi sono rimasto lì. E questo non vorrebbe dir nulla se non fosse per il fatto che al corso di incisione a un certo punto è arrivata una deliziosa, splendida signora che si chiama Yukari Kobayashi e che sta lì e adesso poi vedremo cosa fare. Io non so se Yukari è venuta. Yukari è una cantante lirica molto brava. Quello è quello che le piace. Poi si diverte anche a fare incisione. Non so se è venuta in Italia con l'idea di restarci un po' di tempo, ma poi ha trovato un marito. Insieme hanno fabbricato una splendida figlia. Se qualcuno di voi frequenta l'opera, l'ha sicuramente sentita cantare perché fa parte del coro delle voci bianche del Carlo Felice. E quindi con Yukari abbiamo cominciato a chiacchierare di Giappone, di stampe giapponesi e abbiamo già fatto insieme a due voci due microconferenze su questo argomento. Perciò mi sento di poter dire qualcosa del Giappone perché so che se dicessi delle cose sbagliate c'è qualcuno laggiù che mi bacchetta. Dopo questa lunga introduzione cominciamo questa chiacchierata. Allora, il titolo è Un uomo dell'Oriente, Utagawa Hiroshige, uno stampatore dell'Ottocento giapponese, uno del periodo dei grandi stampatori giapponesi, di cui, diciamo, voglio parlare. Avete visto perché era presentata una sua stampa, ma giusto così per assaggio vi faccio vedere un altro po' di sue stampe, qualcuna, per dire che era bravissimo in tutto. Trovate tanti suoi pezzi al Museo Chiossone. Io credo che tutti sappiano, ma lo dico perché è importante. Chiossone è un incisore cresciuto all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il quale è stato affittato dall'imperatore del Giappone per andare a fare le matrici dei soldi cartacei che dovevano essere usati in Giappone. Stando in Giappone ha avuto modo di fare una raccolta di pezzi antichi giapponesi straordinari che sono al Museo Chiossone qui a Genova. È una storia tutta genovese che è giusto sempre sapere. Ci sono tanti suoi pezzi lassù, ce n'è anche un po' nascosti, ci sono quelli fatti in tre pezzi che sono su verso l'alto. Comunque si può tranquillamente vedere insieme ad altri stampatori. Però, dicevo, ha fatto poteva fare qualunque cosa, ma la sua grande produzione sono dei panorami in cui sono inseriti uomini, uccelli, piante, montagne. Sono
panorami di questo genere e poi ci torniamo, ma sempre in modo estremamente molto armonico con la natura. Allora, se vogliamo capire qualcosa del perché queste stampe giapponesi sono così fascinose, io devo parlarvi di due momenti di storia del Giappone che a mio avviso sono importanti per capire. Uno riguarda, diciamo, la preistoria, ecco. Homo sapiens ha popolato il mondo seguendo quei percorsi ed è arrivato in Giappone più o meno nel 30.000 avanti Cristo. Però gli archeologi dicono che grosso modo fino al 300 avanti Cristo la popolazione giapponese è stata una popolazione fatta da persone nomadi che erano i classici raccoglitori-cacciatori. Non erano stanziali, o perlomeno erano modestamente stanziali. Intorno al 300 avanti Cristo è arrivata la cultura del riso dalla Corea e quindi hanno cominciato a formarsi i primi villaggi di agricoltori che erano dediti alla cultura del riso e tutto quello che ci poteva stare intorno, ovviamente se erano sul mare anche dediti alla pesca. La cosa è durata grosso modo, è uno dei periodi della storia del Giappone, ha un nome ma adesso non lo ricordo, fino più o meno al 300 d.C. In quel periodo la popolazione era in numero relativamente limitato, per cui non c'era una forte pressione demografica. Quindi non c'era la lotta tra le tribù per assicurarsi i posti migliori dove allevare il riso, eccetera, eccetera. E quindi erano tribù sparse, sicuramente avranno fatto ampie guerre tra di loro, chissà per quali motivi, ma erano tribù che vivevano abbastanza in pace di agricoltura. Ecco, se uno vive in un villaggio e diciamo il suo mondo è far crescere il riso, metterlo da parte, vivere una vita abbastanza tranquilla, evidentemente lo scopo è proprio quello di non avere turbamenti della vita tranquilla. Ma se, come succede in Giappone, arriva il terremoto e la terra trema, se arriva la tempesta che ti distrugge il raccolto, se non piove e non hai l'acqua per arrivare al riso, la domanda è perché è successo? E una delle risposte abbastanza ovvie è la terra si è arrabbiata, abbiamo fatto qualcosa per cui la tempesta è arrivata, qualcuno ha fatto dei torti al dio della pioggia che non ci manda l'acqua. Se volete, è una maniera banalissima e molto, diciamo, modesta di dire che in queste situazioni è facile che scatti l'animismo, cioè l'interpretare gli oggetti della natura come oggetti i quali hanno una loro personalità. Non sono oggetti inanimati, ma un albero è qualcosa che può darti frutti e può non darteli, perché ha un suo spirito. E così la terra, l'acqua e tutto il resto. Credo di poter dire che
in una situazione di questo genere è abbastanza facile che si sviluppi questa cultura di tipo animistico, di cui che si chiama Shintoismo, che è una produzione assolutamente autoctona del Giappone. Cosa sappiamo di questo? In realtà sappiamo abbastanza poco direttamente. Le uniche fonti che abbiamo su questo periodo di cui sto parlando sono fonti giapponesi di fine più o meno del periodo intorno al 300 d.C., che descrivono i giapponesi come una civiltà di persone ordinate, amanti del bere, forse avevate già inventato il sake, e dediti a pratiche sciamaniche. Ma quando un popolo descrive un altro popolo bisogna sempre essere molto sospetti perché noti le differenze, quindi che sia un qualcosa molto informativo direi che non è vero. Le informazioni tarde arrivano dal fatto che intorno al 6-700, adesso la data esatta non me la ricordo, uno degli imperatori del Giappone ha commissionato la scrittura di 2 libri. Il più antico è il Kojiki. È un libro che mi risulta che sia scritto metà in giapponese e metà in cinese, quindi credo che anche Yukari avrebbe difficoltà a leggerlo. Io ne ho letto qualche pezzo nella traduzione italiana ed è tutt'altro che facile da leggere ed è fatto di 3 parti. L'ultima parte è la storia degli imperatori veri e delle loro gesta, fino a un certo punto, tornando indietro. Poi c'è tutta una storia di imperatori inventati che arriva fino al 6000 avanti Cristo con figure mitiche. La prima parte, che è la più interessante, è quella che riguarda la mitologia. E quindi lì in qualche modo si capisce questa idea dell'animismo come era nota al 700 più o meno, 600-700 d.C. Spendo un po' di tempo, se me lo permettete, in questa storia della mitologia, perché è un gioco importante. Dunque, vabbè, qui più o meno vi ho detto queste cose, ma una cosa importante è questa. L'uomo, per lo shintoismo, è concepito come buono e quindi il male è dovuto soprattutto ad agenti esterni, da cui ci si può liberare se uno fa i sacrifici, fa le cose rituali, fa le abluzioni. I giapponesi sono noti per essere un popolo pulitissimo. Secondo me la cosa risale addirittura ad allora, perché le abluzioni erano importanti per portare via il male. Se moriva il capo di un villaggio, il villaggio veniva spostato perché quello era un posto dove era arrivato il male e quindi tutti migravano un po' più in là, tanto per dirne uno. Allora, dicevo, quando uno legge questo libro, all'inizio la storia è molto confusa. Comincia a diventare un pochino meno confusa quando si arriva alla presenza, la creazione, la comparsa di fratello e sorella, Izanaki e Izanami, i quali adesso salto, sarebbe divertente parlarne, ma creano 35 dei importanti e tra questi 35 dei io citerò Amaterasu o Obikami, così mi ha insegnato lei, e Susanoo.
che è suo fratello. La divinità più importante è Amaterasu o Mikami, che è la dea del sole. Siamo in una civiltà contadina le donne sono molto importanti, quindi la dea più importante è femmina. Ha un fratello che è Susanoo, il quale invece è un terribile pasticcione, è il dio dei venti e delle tempeste, il quale ne combina di tutti i colori solo quando diventa vecchio per salvare una fanciulla che doveva essere mangiata da un drago, lotta contro il drago e diventa bravo. E nella coda del drago ci trova una spada. Adesso poi vi dico perché cito la spada. È talmente pasticcione questo Susanoo che fa arrabbiare Amaterasu, la quale si infila in una grotta. Se il sole va in una grotta è un disastro, viene il buio. E allora cosa fanno? Ci sono tante spieghe diverse, ma quella più accreditata forse è che mettono uno specchio metallico ovviamente davanti alla grotta e poi cominciano a dire che c'è una donna bellissima, c'è qualcosa per cui Amaterasu si affaccia dalla grotta per vedere cosa c'è nello specchio, la chiappano, la tirano fuori e risplende di nuovo il sole. Vi ho raccontato tutta questa storia perché una spada, uno specchio di metallo e un gioiello che viene da un'altra storia analoga sono i simboli dell'imperatore del Giappone. Cioè, questa cosa dello shintoismo è qualcosa che è durata, diciamo, ha attraversato tutta la storia del Giappone e dal 1860 fino al 1945, quando di nuovo gli americani sono andati dall'imperatore del Giappone e gli hanno detto tu adesso dici che non è vero, loro sono stati shintoisti, lo shintoismo era la religione ufficiale e l'imperatore dall'inizio era un discendente di Amaterasu o Mikami, che era figlio del sole anche lui. Questo per dire che questa mentalità animistica è qualcosa che è rimasto sempre all'interno del Giappone. Contaminato, è vero, prima dal confucianesimo, poi dal buddismo, ma in qualche modo ha sempre fatto parte della cultura giapponese. Va bene, andiamo avanti. Qui c'è una stampa di Amaterasu, vedete tutti i raggi che viene tirata fuori dalla grotta. Qui c'è Susanoo che fa grandi pasticci, anche questa è abbastanza bella. Sulla sinistra vedete Inari, che è la dea del riso. Ecco, qui c'è un po' di complicazione, perché Inari è una dea, ma a volte è anche un dio e a volte è anche un ermafrodito. Quindi lì c'è un po' di pasticcio, accompagnata da quelle volpi bianche che sono dei messaggeri della dea che c'entra. A destra in alto vedete uno scoglio e sopra c'è il tempietto, perché è uno scoglio un po' particolare, quindi ha uno spirito e quindi lo spirito di quella roccia in qualche modo va onorato. E poi, vabbè, sotto c'è il classico ingresso del tempio degli dei giapponesi. Però la cosa importante è ricordarsi che loro hanno un'infinità di esseri di cui si raccontano storie magari molto semplici, storie a livello piuttosto tranquillo, ma c'è di tutto e è impossibile farne un elenco. L'unica cosa che si può fare è dire che ci sono delle categorie.
Vedete, c'è la categoria dei kami, c'è la categoria degli yokai, c'è la categoria dei bakemono e la categoria degli oni, degli urei, eccetera, eccetera, eccetera. Lì, qui, per esempio, vedete, questo qui è un K e quello lassù è un Tengu. E poi ci sono delle strane femmine che gli si allunga il collo ed erano l'altra. Poi ci sono tutti i mostrini, mostriciattoli, eccetera, eccetera, di cui sono figli i cartoni giapponesi che piacevano tanto ai miei figli. Arrivano da lì, arriva da tutta questa lunga cultura. Bene, ho parlato di questo periodo dal 300 avanti Cristo al 300 d.C. per il motivo molto semplice che secondo me lì c'erano le basi della cultura successiva. Salto, arrivo al 1600, anzi un po' prima del 1600. Un po' prima del 1600 il Giappone era diviso, se mi ricordo bene, il numero più o meno erano 260 feudi, ognuno con il suo capo feudale, con i suoi samurai, con i suoi funzionari, i contadini e tutto il resto. Una cosa divertente del Giappone è che nell'ordine sociale ci sono i samurai, poi vengono i contadini, poi vengono gli artigiani e per ultimi trattati un po' da parassiti i commercianti, che è divertente come stratificazione sociale. Va bene. Naturalmente questi erano sempre in lotta tra loro, il Giappone ne soffriva parecchio e ci sono state tre personalità che a partire da un po' prima del 1600 hanno cominciato a cercare di mettere ordine in tutto questo paciugo che c'era. Chi c'è riuscito veramente è quel Ieyasu Tokugawa, il quale ha riunito una potenza militare pazzesca e avendo la potenza militare nel 1600 in una battaglia molto importante ha sconfitto tutto quello che c'era da sconfiggere. Le leggende dicono che ha fatto tagliare in quell'occasione 40.000 teste, che non è poco, e a questo punto tutti gli altri hanno dovuto volere o volare assoggettarsi. Hanno dovuto assoggettarsi ed è cominciato quello che si chiama il periodo Edo, che più o meno va dal 1603 fino a quando non arrivano gli americani che vogliono l'olio di balena, quindi fino al 1850. In quel periodo, dunque, intanto cosa è successo? L'imperatore del Giappone c'è sempre stato, più o meno potente, spesso poco potente, e a quell'epoca l'imperatore del Giappone risiedeva a Kyoto, all'interno del Giappone. Tokugawa ha deciso invece che voleva essere abbastanza indipendente, quindi con la sua truppa si è insediato in un paesino che si chiamava Edo e si è fatto nominare shogun, capo militare, se volete, dall'imperatore nel 1603 e poi la sua discendenza ha continuato a governare il Giappone fino a quando non sono arrivati gli americani. Dopodiché la cosa è crollata. Che cosa è successo a Edo? Dico subito che Edo oggi si chiama Tokyo, ma all'epoca era un paesino piuttosto piccolo. Mettendoci della soldataglia, scattano tutta una serie di necessità. Cibo, alloggi,
donne, ovviamente, e quindi, diciamo, Edo ha cominciato a crescere. Per giunta, credo in maniera assolutamente indipendente, anche perché erano molto isolati, gli eredi di Tokugawa, forse anche Tokugawa stesso, ma penso gli eredi, hanno fatto esattamente quello che ha fatto Luigi XIV per riunificare la Francia. Ha imposto che i vari feudatari dovessero passare almeno metà del loro tempo a Edo, con due conseguenze importanti. La prima, siccome loro dovevano dimostrare la loro potenza, spendevano un sacco di soldi a Edo, quindi Edo era un posto dove i soldi giravano alla grande. In patria non c'erano più, ci potevano andare una volta ogni tanto, quindi indeboliva la loro reggenza locale e questo gli faceva un grandissimo piacere. Morale, Edo ha cominciato a crescere, è diventata una città molto grande. Nel 1650 più o meno c'è stato un gigantesco incendio ed è morto 1 milione di persone per colpa di quell'incendio. Cosa pazzesca. Un altro modo, ed è lì indicato, di togliere potere ai vari feudatari era che ogni tanto gli veniva data la commissione di partire da Edo e di andare a Kyoto a omaggiare l'imperatore, a portargli i cavalli, a fare qualcosa. E naturalmente, quando il feudatario importante partiva, non partiva da solo. C'era tutta una truppa di persone la quale lo accompagnava, quindi c'erano spese gigantesche e quindi si impoveriva un pochino. Sotto c'è un'indicazione del percorso. Sì, arriviamo pure a questo, però prima una cosa. Siccome c'era questa grossa trasformazione di Edo da paesino in metropoli, è chiaro che c'erano tantissime opportunità di guadagnare, anche se la stratificazione sociale era rigida, per cui era assolutamente impossibile, anche se avevi tanti soldi, appartenere alla classe superiore. E quindi quello è diventato un periodo che è noto come ukiyo, il periodo della vita fluttuante. È qualcosa che più o meno si sente dire, ma che cos'è l'ukiyo? Io vorrei che ce lo raccontasse Yukari. Puoi venire a raccontarci che cos'è l'ukiyo? Grazie. Noi diamo, mi sono scritta perché sono cantante, come ha detto Giulio, sono brava a leggere, ma a dire, interpretare da zero sono proprio negata. Leggo. Noi giapponesi diamo diversi significati alla parola ukiyo utilizzando anche ideogrammi diversi. Mhm. Perché? Sì? Mhm. Perché questa ha assunto valori diversi in momenti storici diversi. Tanto vediamo il primo periodo, intorno al 1000, ukiyo viene da parola ureu, preoccuparsi, io, mondo. Mondo preoccupato, era mondo triste, mondo... Sì. E intorno, sì. E nell'era di Heian, che è intorno al 1000, la parola ukiyo significava mondo triste. Tra i nobili erano moda di scrivere diario e poi noi riconosciamo come una letteratura antica.
spesso utilizzato di lamentarsi, mondo triste, ukiyo, soprattutto nei casi che sono mandate alla missione alla riva del mare dal Kyoto per dove ricevere attacchi da cinesi e coreani per difendere e per loro abbandonare la città e missione che duravano da 3 anni a 10 anni, lasciare famiglia, era molto triste e quindi si lamentavano. E come citato Giulio, mondo da sintoismo che era diffuso già e buddismo, allora cercavano di avere la speranza nel mondo al di là, quindi anche galleggiare, che utilizziamo queste parole, galleggiare, mondo al di là di avere una speranza, quindi utilizzavano immagini di Buddha che significava ukiyo e nel mondo del 1000. Va bene, così. Raccontaci. Il significato, no, aspetta. Ah, sì. Il significato di ukiyo, che è le seconda che è usciti, più o meno passa 500 anni dopo. Sì. Sì. Che il mondo dei samurai, che i guerrieri, che erano protagonisti della vita. Però quando non c'era guerra, rimanevano a fame, perciò sempre battaglie, battaglie, battaglie che cercavano. I contadini, quando facevano battaglie dovettero dare un aiuto ai guerrieri, non potevano anche produrre tutto quanto, quindi erano un modo che, come vedete immagine, le piante senza radice e, e quindi chiamavano Fussei mondo di vivere galleggiando, instabile, sì. Poi però arrivato idea, va bene, instabile, però dobbiamo vivere, vogliamo attimo. E così erano ukiyo, oppure detto Fussei. Io è un po' diversa, la vita, mondo galleggiante. La parola dopo il 1600, i protagonisti della cultura non sono più i rigorosi samurai che amano le regole e la disciplina, perché appunto accaduto questo gran incendio, il palazzo cade, il governo non ha più soldi e quindi i ricchi erano cittadini. I cittadini sono spensierati e sono più liberi. Cosa hanno fatto? Teatro, cultura, teatro e anche mondo di viaggiare. Prima potevano solo i guerrieri che viaggiavano, però appunto abbiamo 800 dei del mondo. Cittadini volevano vedere questo Dio che forse mi fa guarire il ginocchio, mi fa male occhio, voglio andare da questa parte. E cominciato anche a viaggiare, quindi non c'erano cartoline e quindi le stampe che poteva permettere a trasmettere l'impressione che hanno avuto ai amici a vedere. E quindi ukiyo, significato cambiato, spensierati, sempre galleggiare il mondo fluttuante che lo sappiamo. Tuttora utilizziamo queste parole, mondo galleggiante. Adesso ci sono le guerre, però dico,
dopo giugno vado a fare vacanza, sempre pensando delle cose belle che chiamano queste persone e ukiyo-banare, lo dicono così. Grazie. Grazie. La mia grande correttrice, vedete che... Però è interessantissimo perché appunto la stessa parola che viene usata con tanti significati. È molto bello. Vabbè, andiamo avanti. Allora, in questo periodo c'era questa gente che aveva una certa ricchezza, ma non poteva andare molto d'altro, quindi chiaramente volevano spendersi bene i loro soldi e quindi volevano divertirsi. Volevano divertirsi, c'erano tante forme di divertimento, una celebre è il loro teatro, un teatro abbastanza particolare che loro frequentavano, eccetera. Naturalmente c'erano le geishe, ovviamente, le gite in battello, tutta una serie di cose e anche avere una buona stampa in casa era decorativa e serviva. La stampa giapponese è sempre stata xilografica, che vuol dire una tavoletta di legno che viene scavata. Tutti sappiamo come sono fatti i timbri di gomma. La xilografia è fatta di legno, un timbro a tutti gli effetti. È stata importata molti secoli prima, ma è sempre stata fino al 1600 di dominio dei monaci che ci scrivevano preghiere, facevano immagini. Viene usata per divertire la gente solo a partire più o meno dal 1600. All'inizio è, come è ovvio, una stampa in bianco e nero e questa è una del 1700, piuttosto vecchia. Servivano molto per gli attori del teatro kabuki, per fare il reclam, per distribuire, eccetera, e servivano anche per illustrare le geishe, le aspiranti geishe, e pare che le signore giapponesi fossero molto contente che i mariti comprassero queste stampe, perché così vedevano come si vestivano le geishe e avevano il loro giornale di moda. Ovviamente c'era una fortissima stampa erotica, qui non ve la presento, e poi un po' più avanti cominciano, diciamo, gli incisori più celebri. Uno dei primi, che è l'inventore della stampa policroma, quindi diciamo adesso poi vediamo come fa. Io sforerò di 5-10 minuti, vi chiedo scusa, ma spero che non vi dispiaccia. Vediamo come funziona la stampa policroma, ma quelle sono delle immagini, a mio avviso, già estremamente fascinose. Qui ce n'è un'altra ancora di Harunobu che, diciamo, ha questa grazia che veramente è molto notevole. Arriva 1735-1814 Utagawa Toyoharu, che è il fondatore della scuola Utagawa, e tutti gli allievi che hanno frequentato quella scuola potevano fregiarsi del nome di Utagawa. Hiroshige, di cui parleremo, è nato con un nome tutto diverso, ma appena ha potuto si è chiamato Utagawa Hiroshige. E lì c'è un elenco, ma gli allievi della scuola di Toyoharu sono più di 500 e la cosa è durata fino a non molti decenni fa. Uno famoso è Utamaro, vedete. Qui c'è il predecessore dei mostri attuali, Kuniyoshi. E c'è Okusai, ovviamente, che è uno che
famoso, adesso poi parliamo dell'Onda. Ci sono rappresentazioni di attori di teatro, Kunisada, e qui arriva l'Onda di Hokusai. Come funzionava la tecnica? La tecnica era tutto sommato abbastanza banale, ma richiedeva una grandissima precisione. Ci volevano tante tavolette. Dunque, si faceva un disegno. La tecnica era questa: si faceva un disegno. Poi si prendeva la tavoletta di legno e la si incideva in modo da poter stampare il disegno. Una volta che uno aveva questa tavoletta di base, stampava tanti fogli con il disegno. Dopodiché li applicava su altrettante tavolette di legno e poi incideva le tavolette di legno in modo tale che una sarebbe stata usata per stampare il giallo, una per stampare il blu, una per stampare un'altra cosa, e quindi ci voleva una grandissima precisione per sovrapporre queste cose. Eccolo qua. Vedete? La prima stampa è una stampa lassù in cima che stampa una parte di blu e più il disegno. Poi arriva un po' di giallo, le barche cominciano ad avere un po' di giallo. Poi si continua e si arricchisce, lo vedete crescere a mano che vado avanti, e poi si continua fintanto che non si arriva al risultato finale. Cos'è il problema? E il problema è le limitazioni. Serve una grande precisione grafica. Le tinte sono necessariamente piatte, è difficile fare sfumature e il chiaroscuro non si può fare. E insomma, diciamo, è una tecnica che va sviluppata ma ha i suoi limiti. Finalmente, veniamo a Hiroshige. Allora, Hiroshige nasce nel 1797, è figlio di un samurai di categoria bassa che era impiegato come vigile del fuoco. Dopo questo enorme incendio del 1650 e qualcosa, avevano deciso che ci voleva, diciamo, una protezione. E però non aveva poi molto da fare ed era molto interessato al disegno. Allora comincia a disegnare, comincia ad avere un po' di istruzione direttamente in caserma, poi vorrebbe iscriversi a uno di due fratelli che sono due Utagawa, e vorrebbe iscriversi con il più celebre, ma il più celebre è pieno, quindi si iscrive a quello meno celebre e con lui lavora per tanto tempo. Alla fine questo signore meno celebre, adesso non mi chiedete il nome, muore e lui potrebbe prenderne il posto, ma decide invece di aprire una scuola sua, di abbandonare tutto. In quell'occasione passa l'incarico, che è ereditario, di vigile del fuoco a uno dei figli e si mette a lavorare alla grande per fare le sue stampe. Nel pieno della sua attività arriva il colera e se lo porta via. Questa è la storia la storia molto in breve di una vita. Beh, qui c'era una bella stampa del fuoco del 656, ma lasciamo stare. Adesso vi faccio vedere una serie di queste stampe di Hiroshige. Sono un po' tante, ma spero che le apprezziate. Sotto la pioggia, sotto la neve. Io vado un po' svelto. I monti, un panorama aperto. Una grotta che era una grotta che si trovava durante questi viaggi di spostamento da Kyoto a Edo.
il tempietto che avete visto prima e la festa degli aquiloni, che è una festa degli innamorati, vero? E poi un po' di animali messi lì intorno. E poi tante vedute, il solito Monte Fuji laggiù in fondo. Particolari durante il trasporto, ancora lungo la strada, ha fatto 3 serie importanti di quadri, 100 vedute di Tokyo e 2 viaggi attraverso il Giappone, uno da Edo a Kyoto e uno verso un santuario, non ricordo il nome del santuario. Ma guardate un po' questi paesaggi che sono assolutamente interessanti. Qui ci sono dei pescatori di ostriche, se capisco bene, il mare, 2 persone in mezzo alla natura che fanno queste cose sotto la neve. Spero che questa serie vi sia piaciuta e adesso torno alla domanda, ammesso che voi ne siate d'accordo, qual è il fascino che hanno queste cose. Allora, l'arte di Hiroshige potete leggere, ci sono caratteristiche specifiche dell'arte di Hiroshige, cosa fa, diciamo dal punto di vista tecnico, nel senso che cos'è che ama e quali sono un po' le sue caratteristiche, ma poi alla fine non è neanche così importante. E la domanda, dicevo, è perché ha questo fascino. Allora, cambio argomento un attimo. Lui fa dei paesaggi e io parlo un attimo del paesaggio in Europa. Parlo di paesaggio e parlo di paesaggio vero, dove non ci sono casette, cioè no, le casette ci possono essere, non ci sono uomini e non ci sono animali. Paesaggio, punto. Sapete qual è la data in cui è stato fatto il primo paesaggio in questo senso che ho detto in tutta l'Europa? Ve lo faccio vedere. Primo disegno di paesaggio, 1473. E direi che non ha molto di artistico, chissà perché l'ho fatto, probabilmente l'ho fatto perché gli serviva come appunto per poi fare dei quadri, ma di suo direi che non è granché. Me lo appenderei volentieri in casa, ovviamente, ma ecco. E sapete qual è il primo quadro a olio che fa paesaggio? Ed è un quadro a olio così così, Altdorfer 1518. Il paesaggio puro è sempre stato in Europa molto, molto, molto modesto. Quello lì non so perché lo ha fatto, secondo me voleva ricordarsi di quella finestra dove magari qualche fanciulla gentile, non lo so, ha concesso le sue grazie, però c'ha proprio niente di interessante quello. Naturalmente poi dopo è arrivato il paesaggio alla grande, ci sono stati gli olandesi che nel 600 il paesaggio lo hanno sviluppato moltissimo. E, cercando un po' gli inglesi, Constable, tutte queste persone, e poi nell'Ottocento, paesaggio alla grande, la chiudo con questi paesaggi, già che ci siamo, citando i soliti liguri piemontesi. Dopo che vi ho fatto vedere il paesaggio in Europa, adesso vi faccio vedere un po' di paesaggi fatti un po' prima in Cina. Guardateveli un po'.
699-759. L'immagine a destra è un ingrandimento del centro, erano dei manifestori e questi erano fatti dai monaci. Guardate un po'. Lo è bello? E aspetta, allora, sì, è questo, sì, sì. Allora, qui diciamo, devo citare il fatto che all'epoca in cui Rochiguet lavorava, era giovane, lui per un certo po' di tempo ha frequentato una scuola che si chiamava Scuola Nanga, che imitava i paesaggi giapponesi. Quindi Hiroshige era perfettamente a conoscenza di questa roba. E io, se mi permettete, dico che in questi paesaggi non c'è solo eleganza, c'è una ricerca dell'essenza delle cose, dell'anima delle cose. In qualche modo si torna, le cose non sono oggetti trascurabili, ma sono entità in qualche modo. Niente a che fare con i paesaggi europei, tutta un'altra roba, anche se questi sono tutti quadri famosi. Allora, la domanda che io mi faccio è questa grossa differenza tra Europa e Oriente non è per caso dovuta al fatto che noi occidentali, con le nostre religioni monoteiste pesanti e ingombranti, se mi permettete, abbiamo fatto una costruzione mentale che poi si insegna ai bambini, che è banale, per cui c'è Dio, l'uomo, gli animali, le piante, l'inanimato. Allora, nessun pittore, a meno che non sia pazzo, si mette a dipingere solo storpi e mendicanti e malandati. Non ti metti a dipingere un panorama, cosa c'è di interessante in un panorama? Ci devi almeno mettere l'omino, il carro, ci devi mettere qualcosa. Il panorama di per sé non è niente. È una nostra visione, un nostro modo di pensare che, se mi date un minuto, secondo me è completamente sbagliato, con buona pace dei vegani, perché se voi arrivate a qualunque giardinetto e prendete in mano una manciata di terra, dentro quella manciata di terra ci sono alcune centinaia di milioni di vite. È l'humus. L'humus che in congiunzione con le piante permette l'esistenza di tutto, perché sono le piante che catturano l'energia del sole e ci permettono a tutti di vivere. Gli animali e noi ovviamente siamo solo dei parassiti di quello che le piante e i batteri che stanno nel terreno producono. Quindi, casomai ci fosse da adorare, bisognerebbe adorare le piante che ci danno, che ci catturano l'energia del sole. Bene, può darsi che non siate d'accordo con quello che sto dicendo, non è importante, ma cercavo semplicemente di mettere in evidenza che la nostra cultura è una cultura che il paesaggio necessariamente, e vi ho fatto vedere anche perché, lo trascura. Ma nelle stampe di Hiroshige c'è una totale armonia tra uomo e natura. Tutti gli elementi della natura hanno uguale importanza e dignità. E quindi quando uno guarda quelle cose è tutto un mondo integrato,
che lui rappresenta felice, ma è un insieme di cose che sono in armonia. E secondo me lui è quello che ha interpretato in modo compiuto questo modo di vedere la cui origine è quel periodo di secoli tra il 300 e avanti Cristo e il 300 dopo Cristo e tutto il periodo precedente in cui la cultura shintoista si è sviluppata. Hiroshige, di lui è stato fatto questa stampa e questa stampa è una stampa in cui in qualche modo lui parla della sua morte. Lascio la città dell'est e senza pennello prendo la lunga via che porta al lontano ovest. Grazie per questa splendida conferenza che ci ha dato davvero tante informazioni e anche tanti spunti. Ci ha portato un po' in un altro mondo, ma su cui meditare. Su cui meditare. Ci sono degli interventi? Nessuna curiosità? Prego. Io volevo sapere, siccome gli americani sono sempre stati così terribili per i giapponesi, come mai la lingua giapponese adesso ha tanto americanismo dentro? Io questo non lo so. Probabilmente può darsi che Yukari sappia rispondere, ma è chiaro che a questo punto lì è buffo. Andatelo a vedere questa storia di Barbero perché è interessante, perché gli americani all'epoca in cui sono arrivati per l'olio di balena, gli hanno anche portato una serie di gadget, un trenino elettrico, una macchina fotografica, un certo numero di cose. E i giapponesi hanno capito che potevano cominciare ad occuparsi di quelle cose. Quindi c'è stata un Dolt Dash in qualche modo, anche se l'operazione è stata decisamente antipatica. E alla fine della seconda guerra mondiale, col Giappone battuto, gli americani in qualche modo non li hanno bastonati più di tanto. Con 2 bombe atomiche li avevano bastonati abbastanza, diciamocelo in maniera molto chiara, anche perché forse si potevano provare da qualche altra parte. Ma in qualche modo c'è stato un mescolamento, diciamo sì, ti ho battuto, ma ti controllo. Questa è la mia opinione, però forse Yukari ne sa di più perché è lei che ci abita, che ci ha abitato. Dopo apertura di Edo è stato un periodo che volevano farsi valutare pari ai occidentali e quindi hanno catturato la cultura non solo americana ma da europei e poi hanno maneggiato come fosse nostri. Per questo che utilizziamo tanti termini, ma noi diciamo anche 2 parole diverse che forse che per farvi capire italiani o usano simile ai termini inglesi che pensano che sia comunale, ma noi utilizziamo anche le parole o anche un metodo giapponese tra di noi. Quindi se ho capito bene, grazie. Se ho capito bene, dall'Oriente
perlomeno in quella serie di anni dal 300 prima, avanti Cristo e in avanti, e dopo Cristo, hanno attuato un modo di vedere il mondo, la natura e anche la vita degli esseri umani in una maniera che poi ci siamo tutti dimenticati e che gli europei si sono dimenticati anche perché credo... No, però hanno dato una estrema importanza e era più antropocentrica, cioè hanno dato un'importanza al commercio, alla persona, alla costruzione, eccetera, piuttosto che alla natura. Mentre mentre i giapponesi ci dimostrano che un equilibrio con la natura si può fare rimanendo rispettosi della natura e considerandoci allo stesso livello, cosa che noi non facciamo adesso. Tant'è vero... Io ogni tanto ci rido perché per 25 anni, tra una cosa e l'altra, io mi sono occupato di studiare il Sole. Mi è mai passato per l'anticamera del cervello di dire: scusa Sole, ti sto studiando, adesso dimmi un po' cosa devo fare per capire, non ti offendere se. Per me il Sole è un oggetto inanimato. Io lo guardo, lo studio, ma è incredibile, capisci? È proprio un salto di cultura completamente diverso. È quello che io ho cercato di mettere in evidenza e secondo me nelle stampe di Hiroshige in quella lì si vede. Ci sono gli omini, ci sono i ciliegi, ma è tutto in qualche modo in armonia. Non so se è giusto, non sono un critico d'arte, però è tanto che ci rifletto e secondo me la spiegazione è quella. Solo un dubbio. In effetti anch'io amo molto queste stampe, le stampe di Hokusai soprattutto, anche Hiroshige. Ma il Giappone, in realtà, quando è uscito dal Giappone, il militarismo giapponese ha fatto stragi fenomenali, della natura non gli interessava proprio niente. Hanno fatto cose folli in Corea, in Cina. Se gli americani non avessero bombardati, continuavano. Finito. Non so come dire come cosa c'entra, ma ho l'impressione che questo possa servire per tenere calma la popolazione. Ah, sì, da questo punto... Oh, sì, chiedo scusa. Da questo punto di vista, sì, è chiaro. Lo ripesco perché è molto bello. In una di queste chiacchierate con Yukari mi ha mandato il bignami del buddismo. E il bignami del buddismo, l'iperbignami del buddismo è bellissimo e il buddismo è proprio una dottrina che è stata usata dagli imperatori del Giappone anche, vabbè, più indietro, proprio per tener buona la popolazione. Quindi bisogna distinguere tra quello che pensa, eccolo là, guarda, la seconda parte è bellissimo. Il buddismo in pillola. Lei mi ha scritto: ti dico, i buddisti non sanno tanto la teoria della filosofia perché dicono, e questo è bellissimo, siamo come un cieco. Se un cieco toccasse un elefante, dipende da dove tocca. Cambia la impressione. Cioè, capisci? Allora, perciò non puoi raccontare chi è il Dio. Non ne puoi parlare, perché sei come il cieco che tocca l'elefante. Come la natura, il Dio è più grande di noi, perciò non puoi capire tutto. Perciò sii umile, non fare tante domande e vivi serena e avrai la loro protezione. È perfetto. Esatto, è perfetto.
Siamo d'accordo? Benissimo. Guarda, proprio bello, bello, bello. Mi alzo perché sono in fondo e magari non mi vede. Emilio, la butto lì a mio rischio, da povero meticastro a grande fisico. Van Gogh, se ha voglia di andare avanti nel quadro, nella stampa che ci ha fatto vedere sulla destra c'è un ponte sospeso. Sì, Van Gogh ha avuto un periodo filo giapponese e ci sono alcuni paesaggi e ho presente giusto un ponte su un ruscello in cui era dichiarato proprio quale fosse il riferimento. Il Van Gogh che conosciamo tutti, colori saturi, no chiaroscuri, piatto, insomma, da lettore delle opere, quale lei, prof. Che questa passione di Van Gogh per i giapponesi poi abbia effettivamente ispirazione in quelle immagini che ci ha fatto vedere lei e che rimette un po', che fa un po' pace nella visione occidentale del paesaggio, perché se pensiamo ai paesaggi di Van Gogh, quanta anima e spirito c'è dentro senza bisogno di sì, ma uomini e di dei. mi scusi, è colpa mia, no? Mi ripete la domanda in sintesi? È solo una mia fantasia che Van Gogh si sia apertamente ispirato a queste immagini? Non lo so, può darsi, Mi aiuti, può prof. essere. C'è quel bellissimo dipinto che Van Gogh fa come dono al nipote Vincent, che è lo stesso, che è figlio di Sì. suo fratello Theo, ed è proprio in quel caso. Questo era? Lui dice questo, ma in un altro è proprio una fioritura di ciliegio e su uno sfondo azzurro. Ma il periodo in cui c'è, come tu hai detto, una grande attenzione verso il Giappone, no? Sì. E gli impressionisti, ma perché arrivano le merci, arriva la seta, per esempio, la seta giapponese. Chi ha letto il romanzo Un'eredità di avorio e ambra sa Sì. che una delle parti, in una di queste, c'è la raccolta di Netsuke, che è proprio Sì. qualche cosa di particolare ed era nelle mani di colui che aveva fondato una rivista d'arte a Parigi e che Renoir rappresenta. È vero. Scusatemi, prego. Sempre in tema di rapporto tra il fenomeno dell'interesse per l'arte giapponese e l'arte europea, in quali settori c'è stato un cambiamento nel modo di fare arte in rapporto all'arte giapponese? È stato un periodo tutto sommato abbastanza limitato in un settore dell'impressionismo, perché in realtà le ricerche visive e di interpretazione del paesaggio anche in Europa erano già iniziate sia con Sì. gli inglesi e penso al grande Turner. apporto di Turner. Ecco. Volevo appunto chiederti in quali autori tu vedi l'influenza. Dunque, secondo me non è che ci sia, diciamo, uno che si mette a copiare, a parte il fatto che, ti dicevo prima, Van Gogh si è messo a copiare un certo numero di questi. Ma diciamo, gli impressionisti in generale ne sono stati influenzati. Monet si è fatto il ponte giapponese, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, secondo me, quella fluidità di forme, eccetera, è quella che è stata ripresa poi con la Art Nouveau e il Jugendstil. Se tu guardi una cosa di Art Nouveau e poi guardi Utamaro, quelli che ti ho fatto vedere, quindi diciamo non è che ci sia l'influenza nel senso che ti metti a fare le stesse cose, no, perché tanto non ci riesci perché hai una mentalità diversa, ma diciamo prendi delle suggestioni e le integri nella tua cultura.
in questo senso. Comunque, più che pensare a un'influenza pesante dell'arte giapponese sull'arte europea, quello che a me aveva molto incuriosito è questa esplosione di curiosità per il Giappone, per l'arte giapponese. Cioè la gente, che bello, che meraviglia. Perché? Questa era più che un'influenza pesante, capire il fenomeno, perché si è entusiasmato. Così come a un certo punto, dicevo prima, decine d'anni dopo c'è stato l'entusiasmo per l'arte africana. Lì è più facile da capire, c'hai l'idolo, c'hai il ritorno al totem, c'hai il ritorno alle origini, no? E il ritorno alle origini, quello c'è sempre. Voglio dire, nella nostra cultura, non vorrei attirarmi, sì, se possiamo anche smettere, forse è tardi, non vorrei attirarmi fulmini di nessuno, ma voglio dire, nella cultura cattolica cristiana, noi abbiamo messo tutto il passato, perché è una religione monoteista. Sono stati bruciati gli albigesi e tutti gli analoghi che sostenevano la dualità. Però il diavolo c'è, gli esorcisti ci sono. Abbiamo detto che superiamo diciamo, il politeismo. Sì, però nella cultura cristiana ci metti tutti i santi e più o meno, diciamo, vai a Napoli, è più importante il santo che non... Quindi c'hai lì il politeismo. Vendi le medagliette, le immaginette e lì di nuovo hai fatto, diciamo, cose antichissime. E ancora più antico, a me sempre stupisce, tutte le volte che lo sento faccio un salto. E prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. È il totemismo puro, ti mangi il capo per introitare le sue qualità. Quindi diciamo c'è tutto questo filone che sopravvive, abbiamo infilato dentro tutto ed è giusto che ci sia, perché sono le nostre origini, intendiamoci bene. Però c'è tutto incastrato in certe forme di equilibrio che continuano a muoversi a seconda, diciamo, ad avere più importanza o meno importanza a seconda del tempo storico. È giusto che sia così perché, diciamo, sono le nostre basi. Così come per i giapponesi la base è lo shintoismo, che è diverso dalle nostre credenze. Giustamente, era esattamente quello che dicevo. È un altro modo di vedere il mondo, secondo me. Poi hai ragione tu, il potere, va bene, ma lì siamo tutti d'accordo. Vi ho fatto fare tardi. No, è bellissimo. Mi chiedo solo, chiedo solo questa grande spiritualità, essenza e contemporaneamente questa visione così pulita e intrinseca nel rapporto con l'ambiente che caratterizza queste stampe. Poi c'è una grande frattura nel momento in cui il Giappone decide di avviare un modo
di produzione, un processo di sviluppo che è quello dell'età che parte del 1868, perché capiscono che se non diventano come gli occidentali, l'Occidente li prende, in poche parole. E poi lì c'è una grossa e lì rottura. questa rottura. È chiaro che questa è una... Scusami se No, ti no, no, interrompo, ma è chiaro che quello che io ho descritto è una visione abbastanza idilliaca di un personaggio il quale doveva creare delle cose belle per decorare le case delle persone e quindi con la sua cultura fabbricava un mondo un po' di sogno. Certo, però Poi che il probabilmente mondo reale è diverso. Poi c'era l'età Meiji e così via. Poi c'è la seconda guerra mondiale, una frattura spaventosa e direi l'avviamento quasi irreversibile di un diverso modo di vedere Sì, e di vivere. sì. Dico quasi perché mi domando se c'è ancora qualche cosa nel mondo giapponese che contenga ancora un po' di questo passato. Mishima, con tutte le sue stranezze e le sue, ha dichiarato che tutto era perduto, no? Facendo tutto quello che il suo suicidio, la sua Sì, sì. fine così piena di messaggi, fra virgolette, ma a prescindere dal messaggio di questo poeta, cosa c'è ancora oggi? C'è ancora qualche elemento così intrinsecamente peculiare? Conosco troppo poco il Giappone per darti una risposta seria. Non so cosa ne dice Yukari, non so se te la senti di dare una risposta. Io mi dichiaro ignorante perché il Giappone di oggi lo conosco troppo poco. Io cito non sono più giovane, però adesso vedete tanti giovani che sono impazziti di mondo Ghibli, un cinema Ghibli che lo conoscete, anche di se grattiamo, se viola la natura, riscatta un terremoto, scossa, che qualcosa che animista sempre rimangono. C'è sempre una base che rimane. Sì, 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 sì. Sì, il mondo dei giovani adesso stanno cambiando, però insomma sempre abbiamo delle cose che teniamo, delle vecchie e tramandano, che ne so, modificate. Grazie. Bene. Grazie ancora a tutti. Vi dico solo che giovedì 30 maggio Enzo Pranzini dell'Università di Firenze ci parlerà di La strategia di Noè, come adattarsi al mare che avanza. Grazie. Grazie.